troveranno un'altra famiglia con bambini. Abbiamo 3 bambine, una ragazza ha 17 anni, e poi c'è Emma che ne ha quasi 11 e la piccolina che ne ha 6. Quindi trovano il lettino da campo di loro di quando erano piccole, trovano una famiglia che le accoglie, giochi in giardino e la nostra disponibilità. Quando nasce dopo un'esperienza fatta all'estero, in Inghilterra, per lavoro di mio marito siamo stati lì un paio d'anni, questo per rumore ci allieta. E abbiamo girato, abbiamo visto, abbiamo riflettuto, abbiamo detto, ma sai che ti dico? Dalle parti nostre ci sono belle cose, sarebbe bello farle conoscere anche agli altri. Stavamo costruendo questa casa e quindi invece di fare il garage, la taverna come usa dalle nostre parti, abbiamo fatto un appartamento per gli ospiti. La passione con cui facciamo le cose, perché questi sono posti bellissimi ma sono ancora poco conosciuti. E poi mancano dei servizi che stanno in Toscana e in Umbria e quindi ci dobbiamo mettere tanta passione e poi ecco è la nostra disponibilità, ovvero se c'è da andare a prendere una persona alla stazione siamo disponibili ad andarla a prendere, se c'è da aspettare prima che arrivano. Insomma, ce la mettiamo tutta, trovano il contatto umano, trovano una famiglia che li accoglie, che ama il proprio territorio e che ha voglia di farlo conoscere. Trovano anche delle biciclette, perché mio marito è appassionato di bici e quindi propone lui degli itinerari in bicicletta, anche personalizzati, e sono venuti è venuto l'anno scorso un gruppo di svedesi e hanno tanto apprezzato, poi persone che hanno girato tanto e quindi inizialmente ero un po', appunto una persona che non si muove mai, una persona che ce l'abbiamo messa tutta e loro sono stati molto contenti di conoscere le nostre zone, hanno fatto dei giri al lago di Vico, al lago di Bracciano, in mezzo al bosco, il mare tutto sommato non è così tanto distante da noi e quindi hanno apprezzato, hanno mangiato bene dalle nostre parti, gli abbiamo indicato i posti dove poter apprezzare il nostro buon cibo, l'olio, l'anellina, la Nutella fatta con le nocciole della Tuscia e abbiamo trascorso 5 giornate insieme a loro, è stata una bella avventura, loro e nostra. Per arrivare a Roma c'è, oltre che la macchina, per le persone che vengono qui in genere si muovono con i mezzi propri, però c'è la stazione a pochi chilometri da qua, sono 5 minuti in macchina e da lì stanno con nemmeno un'ora, stanno al centro di Roma e forse a volte è meglio anche rispetto alla macchina, perché poi non è che con la macchina si può andare venite a trascorrere qualche giorno da noi perché vi accogliamo a braccia aperte.